Ad Agrigento, nella Basilica dell'Immacolata, in prossimità della Pasqua, Italia Nostra ha organizzato l'incontro Arte Minuta, i Santini della Passione. Le interviste di Gaetano Ravanà. Pasqua è vicina, oggi in questa giornata di Italia Nostra si parlerà della sua collezione immensa dei Santini, in particolare quelli che raffigurano la Passione di Cristo. Sì, è un'occasione per approfondire un argomento che riguarda un tema di grandissimo rilievo, sia di carattere storico, sociologico, pedagogico, oltre che teologico e religioso, che è quello delle immaginette devozionali, che hanno costituito uno degli aspetti più importanti della società del passato e delle quali però si è perso per moltissimo tempo il ricordo del ruolo che ha svolto nella comunità europea, non solo in quella della nostra isola. E soltanto da alcuni decenni, grazie al lavoro di collezionisti e di studiosi, sta ritornando, riemergendo l'importanza che l'immaginetta devozionale dell'iconografia sacra popolare ha svolto nel corso dei secoli, a partire dalla fine del 1300. E proprio al XIV secolo probabilmente risale uno dei temi più antichi che compare nell'iconografia sacra popolare, cioè nelle immaginette devozionali, che è proprio quello legato alla Passione di Cristo, con il volto santo, no? E la Santa Lancia, sono tra le prime immagini legate alla Passione che fanno la loro comparsa e che poi costituiscono la propulsione, no? il punto di inizio di un percorso che poi si estenderà ad altri temi iconografici come quello della natività, dei misteri di Maria, del martirio dei santi e così via. È una prima assoluta per Agrigento, perché mi diceva l'architetto Piero Fiaccabrino che lui è stato invitato a Licata, Canicattì e lì ha potuto svolgere al meglio la sua conferenza, però ad Agrigento è una prima volta e l'associazione Italia Nostra, rappresentata dalla sua presidentessa, l'avvocatessa Falcetta, ha preso l'abitudine da un po' di tempo a questa parte di mettere a corollario delle feste religiose che ci sono ad Agrigento degli appuntamenti che riguardino il fatto cultuale e il fatto culturale che riguarda appunto la festa stessa. E ne sta venendo fuori una miscellanea di diverse curiosità che riguardano la nostra città, le nostre feste che, come ben sappiamo, sono importanti e dal punto di vista religioso e anche dal punto di vista culturale, perché comunque riguardano la nostra essenza, la nostra storia, quello che noi siamo stati. Abbiamo ritenuto interessante organizzare questa conferenza sui Santini antichi, sulla Passione di Cristo, perché non si tratta soltanto di immaginette devozionali, ma di vere e proprie finestre aperte su un mondo fatto dalle società in cui sono state prodotte e dalle persone che le hanno utilizzate per le loro preghiere, anche da tutto un insieme di sentimenti che animavano proprio queste persone che li usavano come strumenti devozionali. E questo fa parte della nostra memoria storica e siccome Italia Nostra tutela la memoria storica e la valorizza, eccoci a parlarne con delle persone esperte, di Santini antichi. Uno addirittura è un collezionista molto appassionato e ci illustrerà non soltanto le immagini dei Santini della sua collezione, ma ci condurrà attraverso un viaggio che ci farà conoscere meglio questi piccoli capolavori.